Questa era una gara, non dico anomala, ma insomma difficile da interpretare, anche da leggere, da capire. Che l'impianto del bando di gara europeo per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti del Nevegal fosse di difficile interpretazione se ne erano accorti tutti, anche in considerazione dei tempi strettissimi, tant'è che questa mattina la commissione incaricata di aprire le buste non è rimasto altro che verbalizzare la totale assenza di offerte. Gli impianti del Nevegal non interessano a nessuno? Lo si vedrà tra 40 giorni, così ha deciso Palazzo Rosso, che ha indicato una nuova scadenza inderogabile. Il Comune però ci crede. Le caratteristiche ci sono perché ci sia un risultato positivo, non negativo, se no facevamo meno di pubblicarlo, no? È evidente che tutti i parametri che sono stati messi dentro sono anche in applicazione del codice degli appalti. E allora dalla NIS in poi Palazzo Rosso per gli impianti del Colle ha speso qualcosa come 7 milioni di euro. Se la gara andrà in porto, il Comune acquisirà la proprietà per 145 mila euro e sul piatto metterà a disposizione del gestore 115 mila euro per 12 anni. Quest'ultimo, per le spese straordinarie, potrà contare su un contributo di 500 mila euro garantito da Regione e Provincia, che sarà erogato solo se la proprietà degli impianti sarà pubblica. La partecipazione al bando è aperta a associazioni temporanee di imprese, con una novità. Abbiamo aperto la possibilità nuova, per dire, di fare un avvalimento, che vuol dire che altri soggetti che hanno le caratteristiche per partecipare a questa gara prestano i propri requisiti a una società che è anche quella attuale, che sta gestendo bene, dico, gli impianti. Quindi ci sono tutti gli elementi perché uno possa partecipare. Il Comune di Belluno non ha fatto mistero attorno alle iniziative che lo stanno vedendo dialogare con altri enti, amministrazione di Treviso in primis, senza scordare l'interesse manifestato dalla cordata di imprenditori algerini che potrebbe riservare sorprese. Se gli attuali proprietari pensano che quei 500.000 messi a disposizione tra la Regione e la Provincia, che sono destinati alla proprietà pubblica, sono persi, e quindi se considerano gli investimenti da andare a fare prossimamente per le manutenzioni straordinarie utilizzando questi soldi, non ci sono.